Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto dal titolo, il vostro Marietto Veneziano vuole parlare degli angeli, chi sono, perché effettivamente ultimamente nei vari social è arrivata questa moda degli angeli e si pensa che gli angeli colorati, luminosi, arcangeli e quant'altro devono venire da altre sfere. No, però purtroppo gli angeli in quella forma in cui la maggior parte delle persone se li immagina, con le ali colorati, luminose e via dicendo, questi qui se li sono inventati più o meno nell'anno 1000, cioè gli hanno messo anche le alette, la Chiesa, la religione di Stato che c'era praticamente in Italia e in Europa in quel momento lì. Però chiaramente ci sono quelle forme e forze angeliche che vengono descritte nei vari manuali o grimori, che sono totalmente un'altra cosa, ma sono queste create realmente dalla Keter, dal cosmo. Ognuno poi gli dà come si suol dire, un nome, no? Comunque per i cabalisti sono delle forze che sono create dalla Keter e discendono in aiuto. Però purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, gli angeli in un certo senso possiamo diventare noi, possiamo essere noi quando praticamente quella vocina o quella forza ci muove per aiutare gli altri. Oggi vi voglio raccontare una piccola storia, ma prima di fare questo il vostro Marietto Veneziano vi vuole chiedere di iscrivervi al canale YouTube del Degar, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lo sapete ormai che alle 20:30 il Degar e il Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. I link sono sotto in descrizione e se avete problemi a entrare chiedete pure a Milas, che è sempre molto disponibile ad aiutare chi è un po' in difficoltà. Bene, torniamo a parlare degli angeli, chi sono, no? E vi racconto una piccola storia che mi è successa a me, cioè me ne sono successe di più di storie di questo stile, di questo spessore, ma come si suol dire, vi racconto solo questa. Più o meno 15-20 anni fa ero dentro una comunità evangelica molto forte, molto che si attivava, che non parlava solo ma muoveva anche le braccia e le manine e aveva dei missionari in giro per il mondo. E fatto sta che un giorno un missionario è tornato nella regione dove sono io e l'ho incontrato, cioè io ero fuori da un supermercato, ero lì, come si vuol dire, in attesa stavo aspettando qualcuno ed ero in macchina, vedo questo missionario che passa e sento la vocina che mi dice che gli devo dare l'equivalente di 200 euro che avevo in tasca. In quel momento io vedo passare questo missionario a circa 30 metri e dico, io questi soldi qua sono gli unici che ho e non glieli do. Morale della favola, come va a finire? Va a finire che questa vocina insisteva e io dico di no, non glieli do, non perché sono tirchio, ma sono gli unici che ho. Cioè il vostro Marietto non è mai stato tirchio, però in quel momento lì il vostro Marietto pensava, questa è una voce che mi metto in testa io. E poi ho chiesto, se veramente viene dal cielo, dalla Keter, da Dio questa voce, mandami un segno. E mentre io ero lì in macchina che stavo aspettando, no, esce uno dal supermercato, picchia una manata contro il vetro e mi dice, gridando, dagli quei soldi al missionario. Anche il Marietto si è spaventato a morte, perché questo tipo qui non l'aveva mai visto in vita sua, ha dato una manata e poi se n'è andato. Però il Marietto ha tenuto duro e 200 euro praticamente non glieli ha dati, cioè non erano 200 euro, ma il rapporto era questo. Quindi, come dice il mio pastore, dice sempre che se Dio ti dà una missione a fare e tu non la fai, Dio troverà qualcun altro che la farà al tuo posto e tu mancherai quella grande occasione. E cosa successe? Io fui contento di aver risparmiato 100 franchi come un quagliozzo, no? E pensare, sicuramente me l'ho messo in testa io e sicuramente quella persona che mi ha dato questa manata sicuramente era un genio che voleva costringermi a dare questi soldi, no? E questo era il senso del mio pensiero. Il missionario poi è uscito, io l'ho guardato e non gli ho dato i soldi. Qualche tempo dopo, no, torno a casa dal lavoro, sono in autostrada, era sera,
sto uscendo dallo svincolo dell'autostrada e cosa è successo? È successo che mi ferma la polizia e fatto sta che mi dà esattamente 200 franchi di multa. Quindi il vostro marietto ha pensato, ma che sciocco, quel giorno lì la Keter mi aveva dato la possibilità di fare un'opera, no? Io non l'ho fatta, no? E alla fine quei 200 euro lì praticamente li ho buttati giù nel water senza aver fatto qualcosa di buono. E mi venivano sempre in mente le parole del pastore quando mi diceva: se Dio ti dà la possibilità di fare qualcosa per lui, se tu non la farai sicuramente sceglierà qualcun altro che le farà al tuo posto e tu mancherai questa occasione. Poi nella vita mi sono successe altre cose importanti che mi hanno fatto capire che gli angeli alcune volte dobbiamo essere noi, dobbiamo prendere noi la responsabilità di muoverci, di muovere le braccine, le gambine, di andare in aiuto a persone che magari in quel momento sono cieche e potrebbero cadere dentro la buca. Altro che chiedere le luci colorate, gli angeli colorati, gli arcangeli, gli extraterrestri, le quinte dimensioni, i salti quantici e tutte quelle cosine a favola da New Age. Questo è solamente un racconto, uno dei tanti che mi è capitato nella vita, che quando il marietto non si muove perché la vocina gli dice di alzare il fondoschiena, alla fine poi la cosa succede lo stesso e il marietto ci smena sempre. Bene cari amici, per il momento è tutto, il vostro marietto è contento che siete riusciti a sorbirvi questa filippica fino qui, vi ringrazio e vi chiedo di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!